Si parla oggi di ecosistemi viventi in questa iniziativa organizzata dall'Accademia Studi Mediterranei. Sì, questo era un convegno già programmato dall'Accademia degli Studi Mediterranei quando era invitata la professoressa Gallo. Noi abbiamo voluto dare continuità e realizzarlo perché riteniamo che sia un tema importante. Lei ci teneva molto a questo perché, come dire, era un parlare ai giovani, un parlare a noi tutti, perché lei vedeva che giorno dopo giorno è un degrado ambientale in cui spesso noi parliamo ma non si fa molto, non si agisce, e lei era convinta che bisognava fare un movimento ecologico mondiale per poter essere forte da imporre ai tanti governanti di entrare in questa logica, perché noi abbiamo visto che tanti trattati o tante convenzioni che sono fatte nel mondo, al cambiare dei presidenti delle nazioni, si modificano in negativo chiaramente, e quindi, come dire, c'è un ritorno indietro rispetto a quello che la natura è. E lei poi diceva: l'umano diventa disumano nell'aggredire la natura. Questo, ecco, noi dobbiamo averlo chiaro: la natura non va aggredita, la natura, noi non possiamo adeguare la natura a noi, ma è noi che ci dobbiamo adeguare alla natura, perché così è sempre stato e così dovrà essere se vogliamo, ecco, veramente a questo mondo da qui a non molti anni, perché le previsioni sono che entro il 2050 la temperatura aumenterà di 1,5 gradi. Cosa vuol dire questo? Se noi pensiamo agli ecosistemi marini, la temperatura alta, cosa cambierà? Se noi pensiamo alla salinità dell'acqua, se resterà ancora quella che c'è, oppure cambiando, come cambia il sistema marino, ma come cambia il sistema terrestre? Noi lo vediamo che mentre io ero abituato qui a vedere che se la mattina c'era sole, per tutta la giornata c'era sole, oggi questa certezza io non ce l'ho più, perché può cambiare di ora in ora, cambia il clima, e quindi quello che abbiamo con danni anche talvolta irrimediabili, come vediamo nelle ultime storie. E quindi questo diciamo, lascito, questo patrimonio che ci ha lasciato Assuntini, era giusto, ecco, rinforzarlo, rilanciarlo e, come dire, portarlo avanti. Noi siamo qui perché tante idee, che erano delle bellissime idee di Assuntina, possano ancora continuare ad esistere e a parlare specialmente ai giovani, perché noi spesso diamo la responsabilità, come dire, diamo un impegno ai giovani, ma i giovani potrebbero dirci: ma noi ancora dobbiamo fare in questo mondo, voi avete fatto. E hanno ragione, perché noi spesso diciamo ai giovani che ci vogliamo che i giovani facciano, e noi cosa abbiamo fatto? Quindi non solo dobbiamo chiedere che facciano, ma dobbiamo anche fare noi. Ecco, se ne discuterà anche domani. Questa iniziativa si snoda in 2 giorni. Sì, se ne discuterà domani, perché noi inizialmente avevamo previsto che si parlasse, come dire, di ecologia. Successivamente abbiamo capito di abbinare, grazie ad una partnership che abbiamo fatto con un'associazione di Palermo, che si parlasse di cibo e di salute, perché possono sembrare non collegati, quello che è il clima, così non è invece, perché tutto, cioè un clima sano produce, diciamo, anche salute, quindi cibo sano e quindi benessere. Ecco, allora l'abbiamo voluto mettere assieme proprio per dire che talvolta noi li trattiamo in maniera separata, invece questi sono elementi che sono interdipendenti l'uno dall'altro, e quindi domani avremo una seconda giornata, diciamo, su cui si lavorerà specificatamente sul cibo e sul benessere. Prefetto, questo interessante convegno dove si parla di cibo, qualità della vita, di dieta mediterranea, di ambiente, quanto è importante. Ecco, lei ha voluto partecipare a questa iniziativa dell'Accademia Studi Mediterranei. Sì, io ho voluto partecipare perché direttamente interessato non tanto sugli aspetti riferiti al cibo e al benessere personale, quanto invece alle altre tematiche che riguardano l'ambiente, che riguardano tutto il nostro ecosistema. Io voglio sottolineare che il nostro territorio non è esente assolutamente da problematiche che comunque sono correlate all'ecosistema e all'ambiente, quindi fenomeni che abbiamo abbastanza presenti, quali l'abusivismo edilizio, l'erosione delle coste, il deposito incontrollato di rifiuti, sono tutte fenomenologie che comunque impattano con l'ambiente e quindi provocano ripercussioni sull'intero ecosistema. Bene, cosa c'è da fare? C'è tanto da fare, ma soprattutto prendere consapevolezza che il nostro territorio non è assolutamente esente dai cambiamenti climatici. Quindi noi assistiamo giornalmente
a un clima veramente incontrollato e incontrollabile. Quindi questo è sintomatico che come tante altre parti del mondo anche il nostro territorio subisce le conseguenze dell'inquinamento. Quindi ecco, cominciamo a prenderne coscienza di questo. Mi fa piacere che oggi i giovani, gli studenti siano presenti, perché a cominciare da loro possiamo cominciare a fare riflessioni su queste tematiche che sono assolutamente di estrema attualità e di fondamentale importanza per tutte le generazioni, non solo adulti ma soprattutto i giovani. Nome e cognome per i titoli nella qualità di... Tengo io. Dario Russo, Università degli Studi di Palermo, docente di design. Ecco, parliamo di questa iniziativa importante che parla di tante attualità, di sistema, di ambiente, di cibo, insomma, quanto è necessario discutere di queste cose? I temi sono sicuramente rilevanti, cruciali, l'ambiente, il cibo, il clima, sono temi strettamente intrecciati che coinvolgono discipline e competenze molto diverse. Il design è lo sfondo nel quadro del benessere e il design è la disciplina ideale come collante per portare avanti una discussione articolata su questi temi molto complessi, perché il design è considerata una disciplina cerniera, ponte, in grado di connettere molte discipline e saperi diversi, in grado di far comunicare l'estetica con l'ingegneria nucleare. Che messaggio si lancia da questa iniziativa? Il messaggio fondamentale è che abbiamo a che fare con temi molto rilevanti che rappresentano le sfide del futuro e dobbiamo approcciarli, metterli a fuoco e predisporre soluzioni operative progettuali per configurare un ambiente migliore. Ecco, sono tanti partner i relatori che oggi parleranno di questo tema. Il tema si articola in due momenti fondamentali. Il primo è dedicato all'ecologia e all'inquadramento del tema generale. E qui propongono la loro relazione il professore Butera, Politecnico di Milano, che ragiona sul clima e sull'ecoagricoltura, poi la professoressa Ruta Valevic, dell'Università di Vilnius, che propone delle sperimentazioni operative progettuali sul campo, e poi il mio intervento, Dario Russo, Università di Palermo, dedicato al cosiddetto circolo tecno-antropologico, in cui tento di definire il funzionamento del comportamento umano in relazione alla tecnica e alla definizione di nuove strategie che devono essere pensate in relazione al clima e al cibo. Domani la giornata è totalmente dedicata al cibo e quindi vanno in scena il professor Mario Bisson del Politecnico di Milano, che ci offre uno sguardo visionario, sistemico, orientato alla configurazione di un benessere dedicato anche alla dieta mediterranea. Poi la professoressa Carla Langella dell'Università di Napoli, Federico II, che ci offre una riflessione sulla gastrofisica, una disciplina molto nuova che mette insieme la gastronomia e la psicofisica, basata sulla sollecitazione sensoriale. Poi il professor De Ponti, che parla di filiera alimentare, e infine un professore giapponese dell'Università di Tokyo che ci offre un confronto suggestivo tra le diete giapponesi e quelle mediterranee, italiane in particolare. Parliamo di questa iniziativa, oggi lei è qui a questo interessante convegno organizzato dall'Accademia Studi Mediterranei. Ecco il senso della sua relazione. Io racconterò alcuni progetti sviluppati all'interno dell'Hybrid Design Lab, che è un laboratorio che condivido con una serie di ricercatori e di studenti di diversi ambiti, non solo del design ma di diverse discipline anche scientifiche, e lavoriamo proprio sul cercare di implementare le ricerche scientifiche e del design per migliorare la qualità della vita delle persone. In questo evento si parla proprio di qualità della vita legata agli stili di vita, legati al cibo e legata all'ecologia, quindi alla sostenibilità ambientale, e io aggiungerei anche sociale. Il design è fondamentale perché è in grado di indurre le persone
a scegliere stili, modi di vita, abitudini che possono portarli a migliorare la qualità della loro vita, non solo attraverso gli oggetti che sono importanti e che comunque hanno un ruolo di indurre le persone a fare delle cose, a farle in un certo modo, ma anche attraverso per esempio la comunicazione che veicola alcune conoscenze che magari partono come conoscenze scientifiche complesse e attraverso il lavoro dei designer diventano comprensibili, non perdono la loro complessità, mantengono il rigore scientifico, ma diventano assimilabili dalle persone, quindi consentono alle persone di trasferirle alla loro vita quotidiana. Rappresento due cooperative sociali, Ecopromotion di Patti Messina e Assoidea di Palermo, entrambe impegnate nel promuovere iniziative culturali che abbiano come scopo quello del vivere sani e quindi formare al benessere a questo scopo, un insieme articolato di eventi culturali, sportivi, ludici che abbiano a che fare con educare a quello che è il buon cibo, fare vita sana e migliorare l'ambiente, perché senza questo ambiente sano è inutile fare tutto il resto. Ecco, lei ha fatto un intervento interessante sui tempi della natura e sui disastri che l'uomo sta provocando all'ambiente. Sì, noi non dobbiamo mai dimenticare che i disastri sono in parte colpa umana. Noi abbiamo gestito i nostri territori in maniera, cieca, non pensando che, esempio, restringere un fiume all'interno di un alveo cementificato, quando poi succedono le piogge straordinarie, quest'alveo non ce la farà mai e quindi se abbiamo allagato le nostre città e abbiamo generato questi disastri, forse dobbiamo metterci la mano sul cuore e fare un atto di coscienza e dire che è nostra colpa. A me pagano la colpa molto spesso gli ultimi, allora questo non è corretto, noi dobbiamo rivedere il nostro territorio, dobbiamo vedere i nostri modi di vivere che siano più sani, quello che è successo alle nostre coste, in cui abbiamo edificato e cementificato fino a dentro la spiaggia, se poi il mare se l'è ripreso, forse ha fatto il suo, arrabbiandosi nel momento in cui madre natura si scatena, è più lenta di noi. Noi tendiamo a pensare che noi siamo tutto, noi siamo parte. Se non abbiamo considerazione dell'insieme, non lamentiamoci poi che l'insieme ci elimina. Italia e Giappone si trovano, sembra lo stesso tipo di modello per cucina. Tutte e due rispettano molto materiali primi, però c'è una piccola differenza. I giapponesi preferiscono, pensano time zero, tempo zero. Invece gli italiani rispettano molto chilometro zero. E quindi un po' diverso. Cioè, vuol dire, allora, i giapponesi vanno a viaggiare a qualche parte per mangiare qualcosa molto fresca. Invece gli italiani viaggiano per proprio godere il proprio territorio, quindi diverso. Va bene così. Sì. Però c'è la stessa età, Giappone e Italia hanno la stessa età di vecchiaia, invecchiano di più. Così, sì. Sì, quindi sono tanti anziani in Giappone, sia in Italia, questo sì, questione comune. Sì. Dico, quanto è importante mangiare bene e sano. Ecco, forse quando sparano il cibo in Giappone vuol dire di solito per salute, una cosa come fosse una cosa tecnica o funzionalità. Invece gli italiani mangiano più proprio per godere la vita.